Benvenuti alla seconda parte del concerto dedicata ad Arturo Zardini con Alba Nacinovic alla voce, Luca Colussi alla batteria, Alessio Dorato al contrabbasso, Glauco Venier che sarà calcio nel pianoforte e arrangiamenti e composizioni dal maestro Walter Sivilotti. Grazie maestri, perché le composizioni sono anche tos. Comunque il DUT con l'accompagnamento, ma le brutti accompagnamento, comunque col sostegno musicale dell'FVG Orchestre. Il Chiandali Campanis, o il Ciandali Campanis, che dir si voglia, è un talk che hai sviluppato come una sfida. Gli hai dato una melodia di Eric Satie per pianoforte che si chiama Petit Ouverture Dansée per piano solo e mi sono accorto che funzionava benissimo a livello ritmico e formale con una poesia stupenda di Pierpaolo Pasolini dal periodo Furlan secondo me uno dagli Puibielis e funzionano bene insieme. Quindi io non ho fatto tanto, io ho fatto un'analisi armonica dal talk e dopo ti hai dato tutto. Ma io ho veramente fatto poche nie, perché secondo me che il talk lì, dal mio punto di vista, è un miracolo. È un miracolo per che specie di chimiche che è succedute, ma è un miracolo anche perché è un interplay. Tu e le cantanti lì veramente, Alba. Sì, Alba, invece se si arrivasse a creare una roba bellissima secondo me, con che surbato che tu arrivi a fare, lì veramente, per me che tocca lì veramente è un testamento di musica che è stata fatta in Friuli. Si pierd tali fontanis il me país alle color schmarit io soy lontan recuerdi li sobranis la luna il trist tintinula dai gris abad rosari per il plan assis conis io soy moi
di amor che al suo paese torna di lontano. Su Serenade mi sono sfogata a livello orchestrale, nel senso che è un tema che mi piace tantissimo e mi ha dato diverse possibilità per viaggiare anche a livello orchestrale e sempre in Corinda ora a che flusso si dice, come si dice flusso in furlano? Flusso. Flus. Fluss? Flus. No, che dopo facevo un neologismo, dopo attacchi in cima al vocabolario. Non si può mettere. Allora, Flus o flux? Flus? Flus, sì, va bene. comunque flus. mi sei lasciato trasportare di queste melodie bellissime, che ha dei contrappunti, anche delle sonorità particolari. Te sua semplicità, è veramente un tema che ti tocca dentro, ma anche a me, veramente ti tocca dal profondo. Mi è succeduto una volta che lei suonato in quartetto con Enrico Rava e lui è abituato, che lei è ne ballade, poi ne ballade di una canzone di Hollywood o di Cecalè, si chiama lì di New York, il Broadway. E è una canzone dove che ha la forma di vilotte. Sì. Quindi non ha la forma AABA o ABAC come che sono le canzoni di Broadway. E Rava, che lei è abituata a suonare così, dopo che l'ha provata, ha detto, ma c'è tocchese che cioè ha una sonorità, ma ha una struttura che io non ho mai suonato. Allora io spiego, questa è una roba particolare. Bellissimo, tema bellissimo.
tu vas, dove vuoi che son dos stars. Un bonbon che so tu rivelis io stares in treno armoniosa come Ecco, specialmente dall'introduzione dall'emigrante e l'armonizzazione che hai voluto. Io l'ho voluto tanto struggente, cioè come, specialmente l'introduzione, che è un vocalizzo, è nato per coro come un vocalizzo, dopo tutto io che col pianoforte plan plan a creare queste situazioni melanconiche, dove che mi immaginei che queste puarein che ti apre la nave e non sa dove va verso l'ignoto, e quindi è una specie di lamentazione, no? E tutto la scapite subito, cioè per me il momento importante è l'inizio e la fine, dopo vabbè la melodia si sviluppa, cioè l'armonizzazione, però la parte importante secondo me è dove che si sviluppa un certo tipo di improvvisazione. È che lì è un tema fuori, no? Sì. Cui non lavoro se migranti in chiesa, no? Quindi Un dolore dal cur mi vede. Mamma mia. Tutti devi abbandonare, cioè quindi pensi così. È un'esperienza emotiva che viene tutti, no? Perché tutti in Parigi, in Svizzera, in Canada, in Sud America, veramente è una roba che ne vuole sentire in queste zone del mondo. Sì.
dal cuor mi ven, tu ti devi abbandonare, patria me voglio bene e pal mondo mi toglierà. Un dolor dal cuor mi ven, tu ti devi abbandonare, patria me ogni bene ve fa il mondo mi toglierà. Zio fiat les lagrimutis di quell'agno spuntau e bussant li sos manutis ioitis mi togliela. Zio fiat lis lagrimutis di quell'agnol asponta e bussar li sos manutis ioitis mi togliela. Allora, l'Eglesiuta è dedicata a una piccola Eglesiuta che è in centro a Chiasarse, dove che allava spesso Pasolini, di Frut, e che lì è una mia composizione anche come melodie, e l'hai pensate come una specie di, visto che io sono diplomata anche in organo, l'hai pensate come un inno luterano, un inno dove che appunto e mi sono basato sul test di queste piccole poesie in furlan e hai scritto la melodia. Ti hai dato tutti i punti, no, armonici dove che tu potevi essere. Sì, che lì là le forze, come dici, sono robe esagerate. Là le forze anche di un gospel, là che... Sì, che alla metà tra il gospel e il spiritual e la cora, il che si chiamano i coros, no?
Ma in realtà che il tocca lì che abbiamo avuto una discussione sulle traduzioni di... Sì, sì. Certo, non mi visi, non mi mamma visi. mia, perché appunto le cantante traduceva qualche tocut e lì sono tutte parole appunto abbiamo avuto una discussione perché per noi non era il termine adatto. Non era il termine adatto di tradurre in che maniera lì, ossia che il termine lì non l'aveva tradotto in che maniera lì, e si individua. E questo sta significa anche che anche no, chi riviene di differenti zone dal Friuli si intinge certe parole anche in maniera differente. Esatto, è vero, esatto. Sing sometimes can we sabin di veka partite amat Oglisiuta dal tuo grin quantum wars cavano preat Sing sometimes can we sabin di veka partite amat Oh, país de bellos muars, vuelveas tal paradis, dis tu valor, culi champanis, casim pensim dai sofis. Oh, país de bellos muars, vuelveas tal paradis, dis tu valor, culi champanis, casim pensim dai